Salve a tutti, facciamo ora un riassunto su molte formule trigonometriche, come dedurne alcune da altre. Allora, non serve conoscerle tutte a memoria, vediamo quali sono le più importanti. Ad esempio, queste sono le due relazioni fondamentali: tangente di alfa e seno di alfa fratto coseno di alfa, e seno al quadrato di alfa più coseno al quadrato di alfa è uguale a 1. Queste sono assolutamente fondamentali. Allora, in questo che voglio spiegare adesso, sarebbe importante ricordare due relazioni fondamentali e queste formule di addizione: seno di alfa più o meno beta, coseno di alfa più o meno beta, tangente di alfa più o meno beta. Il resto si deduce abbastanza facilmente. Ad esempio c'è anche questa formula qui, ma questa si deduce direttamente dalle relazioni fondamentali: tangente al quadrato di alfa più 1, che è 1 fratto coseno al quadrato di alfa. Beh, basta scrivere qua tangente al quadrato è coseno al quadrato fratto coseno al quadrato. Si usa questa e poi si mette al denominatore comune, e sopra abbiamo seno al quadrato più coseno al quadrato, che è 1. Allora 1 fratto coseno al quadrato. È giusto per menzionarlo, queste due espressioni sono uguali tra loro, sono anche, quando imparerete derivate, sono la derivata della funzione tangente di x. Va bene, allora conviene sapere queste formule di addizione, ma non sono troppo difficili. Allora, intanto qua metto più o meno, così per imparare due formule in una. Qua allora abbiamo l'angolo alfa e l'angolo beta, l'angolo alfa e l'angolo beta, qua abbiamo seno, coseno, e qui coseno, seno. Quando qui ho un più, qui ho un più; quando qui ho meno, qui ho meno. Ok. Per il coseno invece qua si ribaltano i segni: quando qui ho più, qui ho meno; quando qui ho meno, qui ho più. E qua ho i coseni dei due angoli moltiplicati tra loro, e qui i seni dei due angoli moltiplicati tra loro. Per la tangente, allora prendo, allora, quando qui ho un più e qua ho un meno; quando qui ho un meno, qui ho un meno e qui ho un più. Qua si ribaltano i segni, qua rimangono uguali. Qua semplicemente ho tangente di alfa più o meno tangente di beta, qui 1, quelli ribaltati meno più, tangente di alfa per tangente di beta. Allora, ad esempio, da questi e le relazioni fondamentali si può dedurre facilmente quasi tutto. Allora, ad esempio, seno di 2 alfa, non serve impararlo a memoria, perché qua seno di 2 alfa metto seno di alfa più alfa e uso questa formula. Quindi applicando questa formula trovo seno di alfa coseno alfa più seno alfa coseno alfa, e 2 seno alfa coseno alfa. Coseno di 2 alfa, anche qua non serve, qui adesso abbiamo più varianti, ma vediamo un attimo come si trovano facilmente. Qui coseno di 2 alfa e coseno di alfa più alfa. Se io inserisco qua, trovo coseno alfa meno seno alfa e seno alfa. Trovo proprio coseno al quadrato di alfa meno seno al quadrato di alfa, si trova facilmente. Però poi ci sono altre due varianti. Perché? Perché qui ho coseno al quadrato e seno al quadrato. Posso pensare di sostituire uno con l'altro usando questa relazione fondamentale, perché posso portare dall'altra parte o coseno al quadrato oppure seno al quadrato. Ad esempio, coseno al quadrato è 1 meno seno al quadrato. Nell'altro caso seno al quadrato è 1 meno coseno al quadrato, e quindi o vado a sostituire coseno al quadrato o seno al quadrato qui dentro, o sostituisco uno o sostituisco l'altro, e quindi riesco a trovare queste altre due espressioni: 1 meno 2 seno al quadrato, 2 coseno al quadrato meno 1. Ok, vabbè, per la tangente qui sempre inserisco nella formula qua alfa, e trovo qua 2 tangente di alfa fratto 1 meno tangente al quadrato di alfa. Allora adesso, perché ci sono tante espressioni ci sono varie espressioni per il coseno di 2 alfa, ma queste due espressioni le uso per dedurre il seno e il coseno degli angoli mezzi, della formule bisezione si chiama, per seno e coseno dell'angolo, della metà dell'angolo. E come? Ad esempio prendo coseno di 2 alfa è 1 meno 2 seno al quadrato di alfa. Cosa faccio qui? Beh, posso, porto questo termine qua, questo qua, ma comunque l'idea qual è? Che vado a isolare seno al quadrato di alfa. Ok, seno al quadrato di alfa è questa espressione, poi seno di alfa è più o meno la radice di questa espressione. Qua è più o meno, però poi dipende dall'angolo. Dobbiamo vedere nei casi specifici l'angolo in che quadrante è, e si capisce se il seno qua ha un valore positivo o negativo. Ok,
E una volta trovato questo, dice, ma come troviamo l'angolo mezzo? Beh, qui abbiamo alfa e qui 2 alfa. Questo 2 alfa possiamo chiamarlo x, e quindi alfa sarà x mezzi. Quindi seno di x mezzi, e qua abbiamo il coseno di x. Poi x possiamo rinominarlo di nuovo in alfa, abbiamo la formula così. Si fa la stessa cosa analoga con l'altra espressione, no? Coseno di 2 alfa è 2 coseno al quadrato meno 1. Qua invece andiamo a isolare coseno al quadrato. Poi sempre facciamo più o meno la radice, e è sempre lo stesso. Qui abbiamo alfa e qui 2 alfa. Allora questo 2 alfa diventa un x, e quindi questo alfa diventa x mezzi. Coseno di x mezzi, e poi x possiamo rinominarlo di nuovo alfa, e abbiamo la formula. Per la tangente basta prendere tangente di x mezzi, seno di x mezzi fratto coseno di x mezzi, e quindi dobbiamo dividere un'espressione con l'altra. Possiamo mettere tutto sempre dentro la stessa radice, più o meno radice, quello che è dentro la radice qua fratto quello che è dentro la radice qua, poi qui i mezzi vanno via e troviamo questa espressione. Allora, ci sono delle altre formule che invece, vabbè, non è che proprio diretto dedurle, si possono imparare. Questo è il seno di alfa più seno di beta, come espresso, seno di alfa meno seno di beta, coseno di alfa più coseno di beta, coseno di alfa meno coseno di beta. Queste formule comunque sono un po' meno importanti di quelle altre sono più importanti, più utilizzate, a volte si usano anche queste. E un caso dove si usano è proprio per quando si calcola derivate, per calcolare la derivata del seno e del coseno, perché là ci serve trovare, fare la differenza del seno di due angoli diversi. Ok, adesso ad esempio tutte queste formule, queste di prima, si possono applicare per calcolare i valori esatti per vari angoli. Esempio seno di 75 gradi. 75 gradi, 45 più 30 gradi. Beh, allora uso la formula qui, no? Vado a inserire qui questa formula, seno di 45 per coseno di 30 più coseno di 45 per seno di 30. Poi metto tutti i valori, perché questi ho preso degli angoli, sono proprio quelli che abbiamo visto in una tabella, che abbiamo i valori noti per 30, 45, 60 gradi. Quindi vado a inserire i valori, poi qua vedo che radice 2 mezzi per un mezzo, questo si va tutto, è comune, e posso raccoglierlo come radice di 2 quarti. Qua rimane radice di 3 più 1. Tangente di 15 gradi, 15 gradi posso pensare come 45 gradi meno 30 gradi, e quindi uso qua la formula, quindi tangente 45 meno tangente 30 fratto 1 più tangente 45 per tangente 30. Anche qui conosco tutti i valori. Qua adesso sembra un po' più complicata l'espressione, trovo 1 meno radice di 3 terzi fratto 1 più radice 3 terzi. Beh, posso mettere denominatore comune sopra, sotto, il denominatore comune è 3, e poi vediamo che questo 3 va via, e abbiamo 3 meno radice di 3 fratto 3 più radice di 3. Beh, questo si può razionalizzare secondo la regola a più b per a meno b al quadrato meno b al quadrato. Moltiplico sopra e sotto con 3 meno radice di 3, in modo che qui ho 3 più radice di 3 per 3 meno radice di 3 è il primo al quadrato meno il secondo al quadrato. 3 al quadrato è 9, meno radice di 3 al quadrato è 3. Sopra ho un quadrato, un binomio, 3 meno radice di 3 tutto al quadrato, uso la regola quadrato binomio, il primo al quadrato, 9, meno 2 per 3 per radice di 3, meno 6 radice di 3, più radice di 3 al quadrato che è 3. Poi qua 9 più 3 fa 12, 12 meno 6 radice di 3, 9 meno 3 fa 6, poi qua posso andare a spezzare in due frazioni, 12 fratto 6 meno 6 radice di 3 fratto 6, poi qua vado a semplificare, trovo semplicemente 2 meno radice di 3. Se ad esempio ci interessa coseno di 120 gradi, si può dedurre anche in base a vedere gli angoli in un altro quadrante come avevo mostrato, però se no si può usare la formula semplicemente il coseno di 2 volte 60 gradi, allora uso la formula del coseno dell'angolo doppio, una di queste varianti, ad esempio coseno al quadrato di 60 meno seno al quadrato di 60, metto i valori e trovo meno un mezzo. Sì. Per favore mettete un mi piace e iscrivetevi, grazie.